innanzitutto la vedo con questo look dark, mi ricorda una vecchia canzone di Raffaella Carrà che diceva sono nera, parapam, sono nera, 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 infatti lei è nera, perché è nera? Punto di domanda. Nera perché mi piace molto il look, mi piace il cambiamento e penso che mai come adesso sia un simbolo il cambiamento da prendere in considerazione non solo a livello di immagine. Senta, fuori dai denti, so che lei ha qualcosa da dire perché in questa settimana qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso, no? All'interno Allora, del suo partito. certo, io parlo non a livello, non diciamo a nome del partito, non mi permetterei mai, ma in questo caso a livello personale, perché come tutti sanno quelli che mi seguono, mi sono sempre definita una donna di destra, orgogliosamente di destra, ma anche orgogliosamente antifascista, antirazzista e anti tutte le discriminazioni che vanno condannate e vanno punite. Questo Poi ci c'è anche da tenevo. capire una cosa, cosa vuol dire oggi essere fascisti? Punto di domanda. Non sappiamo più cos'è la destra e cos'è la sinistra. Io penso che sia anacronistico parlare di fascismo e di comunismo, che pur sempre sono delle pagine della storia, da sapere, da sapere perché comunque l'ignoranza è la peggiore delle bestie e quindi per combattere il male bisogna anche conoscerlo, come giustamente anche per fare il bene, però penso insomma che parlare di fascismo e comunismo Insomma, non diciamoci sia fuori dai davvero. denti, ha detto una cazzata, questo discorso, non lei, ma quello che stiamo arrivando ha detto una cazzata. Diciamolo in termini tecnici Ha che la detto una gente... cosa che non è da sottovalutare, Certo. perché comunque è un messaggio negativo, è un Mhm. messaggio dal quale bisogna, indipendentemente dal colore politico e dalle Certo. proprie convinzioni, bisogna dissociarsi. Senta, se lei oggi fosse un rappresentante, diciamo così, nella stanza dei bottoni all'interno del suo partito, che provvedimenti metterebbe in campo nei confronti di questa persona? Allora, io non sono giustizialista e penso che ognuno possa sbagliare perché siamo umani, nessuno è perfetto, poi bisogna considerare anche la giovane età del rappresentante, che è pure un bravissimo rappresentante. Diciamo che una bella strigliatina di orecchie sì, però non cadiamo poi troppo sul giustizialismo che Diciamo i non va vecchi bene. sistemi del nonno, ecco, questo è. Sì, diciamo che sbagliando si impara, però Certo. bisogna cercare di evitare questi grossi errori, Al di là, specialmente se si è rappresentanti politici. chiaramente è stata molto chiara. Poi tra l'altro la differenza, lei sa benissimo, un conto è la carta e un conto è la televisione. Certo, Qui non ci sono manipolazioni, dunque lei sta tranquillamente dicendo le sue cose senza nessun problema. Sulla carta invece si scrive e lei mi insegna che basta mettere una virgola o un punto nel posto sbagliato, cambia completamente anche il significato della stessa parola. Parliamo di robe serie, bon, dopo questo autogol, giustifichiamo, cerchiamo di capire bene cosa è successo, abbiamo chiarito, lei ha detto la sua posizione, insomma, l'autogol c'è stato, c'è da capire se la Comunardo Nicolai o la Riccardo Ferri, sta di fatto che però la politica deve andare avanti, no? In questo assolutamente. periodo. Noi abbiamo parlato più volte quali sono i cambiamenti all'interno del suo movimento, eccetera, però visto che lei, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è una mamma, la famiglia è al centro di tutto, no? Assolutamente. Anzi, proprio per quanto riguarda la famiglia, io farei una distinzione tra quella che è la famiglia anche in senso giuridico e quindi anche aventi diritto ai diritti, scusate il gioco di parola, e le relazioni affettive, che comunque sono degne di rispetto, anzi doverose di rispetto. Ma lei è Quel- genitore 1 o genitore 2? Genitore maschio e femmina. Dunque, come era una volta, era sul Come era nazionale o noi? sul secondo? A colore o bianco e nero? Questa è una domanda un po' Alla Omar trabocchetta, Costantini, diciamo. esatto. E poi c'è il suo amico su Facebook che dice quella vocina là, no? Si potesse Esatto. eliminare. No, i genitori devono essere genitori, non uno o due, ma genitori nel senso lato e a Sì, non è tutti che gli giochi la effetti. schedina, il bambino non è che Esatto, esce con la schedina e esatto. dice devo mettere 1x2, insomma, questo No, no. certamente il bambino deve, almeno mio figlio per quanto mi riguarda, da Come la educatrice. chiama suo figlio quando lo vede? Mamma, adesso Proprio inizia. mamma? Oh, Mamma, bene, bene, bene. senza Così mi piace. doppia N, sì, sì, sì. Però alla fine i politici si dice che si inventano di notte, qualcuno se fa qualche alchimia tattica, no? La notte per inventarsi qualcosa pur di essere al centro dell'attenzione, trascurando quello che è la realtà dei fatti, no? Sì. Questo è il problema.
Allora, come stavo anticipando, io a mio figlio insegnerò che la famiglia in quanto tale, in quanto nucleo principale, embrione fondamentale della società, è composta da un genitore donna e da un genitore uomo. Non perché io sia particolarmente una fan dell'eterosessualità, anzi, come ho detto prima, tutte le relazioni meritano e sono doverose di rispetto, ma perché diciamo che biologicamente e naturalmente solo l'uomo e la donna possono garantire la continuità della specie. Questo è un dato di fatto, non c'è politica che tenga. Si dice che è la scienza anche, È la no? scienza, non lo decido io e non lo decide la Certo. politica. Matrimoni gay, è d'accordo o è sbagliato? Cioè, secondo lei è un problema oggi? Non è un problema, il problema è coloro che pensano che lo sia il problema. Io penso che la politica debba avere una grande dote, quella di scegliere delle priorità e secondo me la famiglia naturale e giuridica deve avere la priorità su tutto. Poi quando sono soddisfatte le nostre esigenze, nostre nel senso di famiglia, allora possiamo pensare a tutto il resto, naturalmente sempre nel rispetto di tutti i diritti della Ma come persona. vede, ad esempio, una famiglia composta da due uomini o da due donne? Allora, la vedo come un'unione tra due persone che si dice si amino o comunque abbiano una relazione d'affetto, ma non possono pretendere di avere più diritti di coloro che sono almeno fino all'attualità, fino ad Certo. oggi, famiglia giuridicamente Senta, parlando. io non voglio essere cattivo, ma secondo lei, da quello che posso capire, giustamente lo abbiamo detto prima, è una televisione, dunque qui sta parlando tranquillamente, mi può anche correggere se la domanda mia non è proprio quello che intendeva lei. Dunque, di quello che posso capire, va bene il matrimonio, diciamo tra parentesi, usiamo questo termine, tra due persone dello stesso sesso, ma fino a un certo punto. Allora, è come il discorso, diciamo, che va di moda tanto adesso e che in parte io lo condivido, della priorità dei cittadini italiani, quindi di tutte le razze e di etnie, rispetto a quelli non italiani, quindi non regolari. Ecco, io sono sempre stata per la legalità e per la regolarità, quindi anche in questo caso, diciamo, la priorità mi sembra giusto darla appunto a chi ha i requisiti per averla. Così parlò Lorenza Ioan, che noi ringraziamo, ogni tanto fa la nostra, ogni tanto io la chiamo per fare la nostra opinionista, come si dice. Questo è tutto l'integrale che abbiamo girato, non ci sono trucchi o chissà che cosa all'interno dell'intervista. Lorenza Ioan ha detto le sue cose a 360 gradi senza essere, come si dice, sotto tortura, anzi lei vedo che sulle poltrone nostre sta anche bene. Sta di fatto Lorenza Ioan che bisogna cambiare. Bisogna cambiare. Questo è un messaggio da gridare forte e chiaro, da cambiare però con le giuste modalità. Attenzione.